Non chiudiamo niente, come voi sapete, accorpiamo, nel senso che abbiamo i nostri operatori che vengono da 2 anni e mezzo di Covid e che comunque sono bravissimi, hanno bisogno di rilassarsi e fare almeno 15 giorni di ferie. Lo facciamo ogni anno per garantire queste ferie, stiamo ovviamente riducendo i posti letto e qualche volta anche accorpando. Ciò non significa chiusura. Scatta il piano ferie all'ULSS 2 Marca Trevigiana, il primo dopo anni caratterizzati dal regime Covid, un ritorno alla normalità che consente di accorpare quei reparti simbolo dell'emergenza. Noi stiamo in qualche modo cercando di accorpare l'area che sicuramente d'inverno si espande, che sono le aree mediche, quindi dalle lungogigenze, geriatrie e medicine, perché durante l'inverno, come sapete, fattori virali, l'influenza e altre patologie virali portano le persone fragili, come dicevamo prima, ad essere ricoverate. Chiaro che il problema di fondo, ovvero la carenza di personale, resti, anche se le prospettive sembrano meno nere del recente passato. Parliamo sempre dell'ordine di un centinaio di medici, sostanzialmente, che contiamo di recuperare tutti a fine del 2024. Medici base la stessa cosa, lo abbiamo detto più volte, oggi si stanno ripopolando, come vedete abbiamo sempre meno zone carenti e soprattutto abbiamo sempre di più titolari, che è importante. Anche là, a fine 2024, la scuola ne specializza diversi, per cui le problematiche che oggi abbiamo sicuramente pian piano si risolveranno. In particolare mancano ginecologi, dice Benazzi, guardando soprattutto al ripristino del punto nascite di Vittorio Veneto, dove è invece imminente il bando per la chirurgia maxillofacciale. In attesa delle nuove risorse si guarda anche al contenitore e questa sarà un'estate cruciale per la sanità della Marca. Entro un mese a Treviso dovrebbe essere operativa la nuova cittadella della salute. I nostri collaudatori stanno appunto facendo il bisticcio del termine, stanno facendo i collaudi. Noi speriamo e contiamo che il 15 di luglio i collaudi siano finiti, per cui poi entriamo. Poi vi sapremo dire la data, intendiamo partire ovviamente con le chirurgie, quindi con le sale operatorie e le degenze di chirurgia. Penso che il fine luglio sia la data corretta. Sì. Nelle scorse ore invece sopralluogo per il nuovo ospedale di Conegliano, operazione da 50 milioni di euro voluta dallo stesso presidente Luca Zaia. La posa della prima pietra è fissata. Comunque sarà sicuramente entro l'estate, considerato che l'estate finisce il 21 settembre.